alle imprese dico sì, siamo in ritardo forse con la definizione di un candidato, ma non siamo certo in ritardo nella definizione di ciò che noi vogliamo per le imprese. Credo di conoscere ciò che le imprese vogliono e siamo pronti a mettere a disposizione le soluzioni di ciò che vogliono le imprese. L'appello al mondo economico De Carlo lo lancia da presidente della Commissione delle attività produttive, agricoltura e turismo del Senato, prima ancora che da leader veneto dei meloniani. 700 realtà incontrate e ascoltate in questi anni, e vedere che le imprese sono stufe di attendere un nome dal centrodestra, certo non va giù. È di fatto l'unico vero passaggio che De Carlo sottoscrive rispetto alla lettera che in questi giorni ha creato subbuglio nella coalizione. La missiva è indirizzata a Giorgia Meloni dal presidente di Confimindustria Padova Rovigo, Raffaele Zanon, storico esponente di Fratelli d'Italia a Padova. Ci sono parti della lettera condivisibili, parti meno condivisibili. Io sulla lista Zaia abbiamo sempre avuto ufficialmente come partito una posizione molto laica, nel senso per noi non era un tema di Fratelli d'Italia, abbiamo sempre detto che era un tema interno alla Lega, non condivido la contrapposizione, se si sceglie subito non ci sono i giochi di palazzetto, se invece va lunga non ci sono giochi di palazzetto. Credo che Zanon abbia voluto intendere non facciamo credere che esistano giochi di palazzetto. De Carlo rigetta ipotesi di giochi di potere e di calcolatrice alla mano per decidere la giunta in caso di vittoria. Se il candidato va alla Lega, più assessori meloniani o viceversa? E chi l'ha detto? Il peso della giunta è sempre diciamo così, relativo alla forza che tu hai in consiglio. Tu hai un numero di eletti tale che ti consente di avere un numero di assessori, altrimenti non regge, non esiste una giunta diversa dal Consiglio e quindi le giunte saranno espressione del voto popolare. Se c'è una forte preponderanza di Fratelli d'Italia in Consiglio, ci sarà una forte preponderanza di Fratelli d'Italia anche in giunta. Insomma, Fratelli d'Italia punta tutto sui voti e non molla su Palazzo Balbi. Una certa pressione ormai è chiara. Anch'io credo che oggi sia ora di stringere e di trovare un candidato. Aspetterei la chiusura di questo tavolo che mi auguro sia nel più breve tempo possibile, quindi faccio appello ai nostri leader perché nel più breve tempo possibile diano la possibilità ai veneti di sapere chi sarà il leader della coalizione.